dati ci raccontano che a livello paese siamo il paese con il più basso tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che è molto lontano sia dalla media europea che dal corrispondente dato maschile. Abbiamo un divario salariale importante che è in apparenza non così grande, ma che è questo fatto che non sia così grande è legato al fatto che non ci sono molte donne che sono all'interno del mercato del lavoro. Quindi c'è un margine molto molto ampio di miglioramento e anche di capacità e talenti che possono essere utilizzati, di donne che sono molto competenti, molto più brave spesso dei loro colleghi uomini per quanto riguarda la velocità e il voto con cui conseguono i loro titoli di studio, e che però non vengono utilizzate adeguatamente all'interno delle imprese. È difficile perché ancora non ci sono le risorse necessarie per effettuare un cambio di paradigma, soprattutto a livello aziendale, ma anche a livello del singolo individuo. Quando io approccio infatti un'azienda, vado a lavorare proprio all'interno del loro DNA e a ristrutturare quelli che sono anche i bias cognitivi che spesso accompagnano le donne. Ho una formazione scientifica, sono farmacista anche e specializzata in neuroscienze cognitivo-comportamentali, pertanto aiuto le donne anche a sconfiggere quelli che sono i pregiudizi che hanno innanzitutto su loro stesse e a imparare ad approcciarsi in una maniera diversa e a costruire uno stile di leadership più autentico e imparare anche a negoziare in maniera strategica. C'è un buon livello di imprenditoria, però è ancora molto basso, siamo al 60-61%, quindi è veramente molto basso, e le donne con capacità decisionali sono ancora molto poche, quindi non ci sono donne ai vertici, diversamente che nel pubblico. Nel pubblico c'è una maggiore garanzia, una maggiore tutela anche sotto il profilo salariale. Infatti uno dei temi che è stato affrontato è anche quello della parità salariale, e guarda caso nelle more, perché poi è entrato in vigore ieri il decreto legislativo 96 in materia di parità salariale e di trasparenza soprattutto, quindi dei passi importanti che sono stati e vengono affrontati a livello normativo, recependo però una direttiva europea. È anche una questione non solo di emancipazione della donna, perché bisogna rimuovere tutti quegli ostacoli al fatto che una donna possa scegliere se lavorare o meno, quindi questo è già un principio importante. Poi c'è un problema di economia. È evidente che quel divario che c'è tra uomo e donna influisce anche sul PIL, e quindi noi che legiferiamo anche per la crescita di questa nazione abbiamo bisogno di donne che riescano a conciliare famiglia e lavoro, e tanti sono stati gli interventi di questo governo per questo, tant'è che oggi abbiamo un'occupazione femminile che è cresciuta di parecchio. Abbiamo scelto questo titolo, la leadership convincente, perché crediamo fortemente in una leadership che sia coinvolgente e che crei valore, perché secondo noi appunto valorizzare i talenti femminili significa dare un'opportunità in più alle imprese. Quello che vogliamo con eventi di questo tipo è sensibilizzare sempre di più che sta cambiando il modello di fare impresa, dove la parità di genere non è un dovere solo etico, ma è una vera e propria opportunità per l'impresa e l'azienda che decide appunto di percorrerlo, ma anche per il tessuto produttivo, economico e sociale delle nostre comunità. Ho solo ascoltato la mia vocina interiore che mi diceva sì, i bambini, sì la famiglia, sì tutto bello, ma tu Laura hai bisogno di esprimerti anche attraverso qualche cosa di pratico e di quotidiano per arrivare ad una soddisfazione, ad accontentare quell'ambizione che era dentro di me, anche per una indipendenza economica che comunque deriva dal lavoro. E ho cercato di unire tutti questi fattori. Noi donne penso siamo nate per la cura, in questo caso una cura tecnica per ridurre l'impatto ambientale dei nostri territori, e continuare a studiare, continuare a occuparci di questo ci dà tanta soddisfazione, perché siamo come dei medici per l'ambiente, e la tecnologia gestita anche dalla responsabilità femminile penso che possa aiutare i nostri territori e questo mondo a migliorarsi. L'inclusione maschio-femmina crea sicuramente valore all'azienda e dà la possibilità di creare anche un bel legame, un rapporto che
e lo sappiamo, no? Il modo di ragionare femminile è completamente diverso da quello maschile e di conseguenza si completano. Questa completezza fa anche crescere. Il movimento Donne Impresa Confartigianato Veneto e Confartigianato Polesine, che vado a rappresentare, sta creando ha creato attraverso anche dei questionari che sono arrivati a tutte le imprenditrici venete artigiane, un position paper con le vere istanze delle donne, quello che davvero sono le necessità che le donne vivono e che vogliono portare ai tavoli istituzionali per poter veramente cambiare qualcosa. Noi abbiamo bisogno di far sentire la nostra voce, di esserci in tutti i tavoli, e ovviamente le tematiche sono molte.